เ
Mi senti, Leo? Oh Capri, mi senti? Sì, sento. Allora eccoci qui nella parte finale di Vipers 9, commento tecnico Leo Lazzari, Oro Gabriele, qua di partenza un gol strepitoso di Gabriele Rigoni, direttamente dal ghiaccio, dall'Ori su ghiaccio, si è portato all'inline e fa la differenza pure qui. Tra l'altro qui vediamo schierato in porta da parte di Asiago un portiere del 2013 con l'Under 14 e sta parando, ha sempre parato tutto, sta facendo shot out, un gran portiere, Leonardo Rigoni. Un saluto a Cinzia e anche a Gianfranco Lazzari, siamo pronti per l'Interbar. Qui recupera il disco il Novi Hockey, schiera con l'ultimo uomo in possesso, 72. Un power play giocato a rombo, disco alla punta. Cercano gli spazi, qui un'ottima difesa dei tre giocatori di Asiago che stanno veramente difendendo bene. Attenzione qui, pressato il numero 72. Qui recuperato il disco da Asiago, Matteo Basso, penalità differita per Novi Hockey che giocheranno il 3 contro 3 ancora per 7 secondi e poi inizia il power play per Asiago, gli ultimi diciamo 2 minuti di gioco. Novi Hockey a confrontarsi con i direttori di gara, questa penalità era indiscutibile. Comunque 3 contro 3 ancora per 7 secondi qua, se fossi Asiago terrei il disco e giocherei gli ultimi 2 minuti. Perso l'ingaggio, quindi con la calma Novi mantiene il possesso, una buona ripartenza, attenzione, rientra il quarto giocatore in campo, quindi Asiago al completo. Power play per Asiago, recuperato il disco, però buona ancora la pressione, il numero 2 che veramente molta grinta. Matteo Basso a portare il disco su e a gestire, probabilmente sarà per il tiro al volo, eccolo qui. Lorenzo Rigoni in punta, il tiro, la parata del portiere e il disco lanciato su giustamente. Qui Leo Rigoni para, lascia il disco libero, attenzione pericolosissimo, prende il gol. De Novi Hockey, qui confusione tra portiere e difensore, succede, però dai. Ancora 1 minuto e 14 di power play per Asiago.
Ovviamente non è sempre bello prendere un gol così, però succede e dagli errori che si impara. Qui riparte il Panozzo, perde il disco, qui Rossi si lancia di grinta, recupera un buon disco, si può giocare il power play. E niente, ancora perso, il numero 2 è sempre lui con la grinta, appena anche un buon tiro, incredibile. Valeo. Leo Lazzari scelto gol, attenzione, l'abbiamo perso. Gol di... Sentiamo adesso. Gol di Filippo Marobin, un ottimo giocatore dimostrato in Under 12 e prendendosi anche l'MVP. Bravo anche il patinaggio di Steca e tutto, è un buon giocatore completo, futuro prospetto, sta dimostrando anche in questa categoria superiore alla sua. L'ingaggio va sempre Marobini contro appunto il numero 2, vince Marobini avanti, una buona tecnica, attenzione, disco, portiere un po' confuso. Vediamo, proverà la Michigan, lo sapevo, niente, non va a buon fine. Dietro. Marobin ancora a gestire il disco in mezzo, perso. Qui ripartenza di cattiveria, attenzione, l'1 contro 1 contro il portiere, là, disco fuori. Parata di Leo Rigoni, bravissimo, mancano 16 secondi. E poi ci aspetta il match tra Legnaro Hockey e Milano Quanta Club. Due squadre che hanno dimostrato di essere fortissime, appunto. Hanno giocato a finale di Coppa Italia, tirata fino all'ultimo, appunto l'ultimo secondo, col gol di Albanti, nessuno si aspettava, e la porta di overtime e la vince Milano con un gol splendido di Quartuccio. Qui riparte Marobin, mancano pochi secondi, 7 secondi, ancora Rossi, buon controllo, attenzione, passaggio generosissimo, però non va bene, quindi è finita. Vince Asiago per 12-2. Tutto sommato Novi Hockey non ha mollato. E questo è il bello dell'hockey. Neanche stai perdendo di 10 gol di scarto, non molli e continui a fare il tuo. Complimenti a Novi Hockey, veramente. Vai, tira. Chiedo scusa per... Qui vediamo le premiazioni. Non voglio fare spoiler e neanche provare a indovinare chi saranno gli MVP. Lo scopriremo qui in diretta. Qua vediamo Mattia Longhini, portiere 2011, che ha giocato in Under 16 come primo portiere, fa 2 under da primo portiere. Biondo perché ha vinto il campionato e facciamo i complimenti. Grande partita anche per lui. Hanno una mano agli arbitri qui e niente. Bravi boys, bravi. E ora vediamo le premiazioni qua. Portiere Melis prende l'MVP di questa partita. Complimenti. Adesso vedremo chi sarà l'MVP per Asiago. Rigoni Lorenzo, il capitano, allora MVP di questa partita. Capitano numero 8 Lorenzo Rigoni. E niente, ora ci aspetta la prossima partita.
Saremo qui a commentarla. Sempre l'attrezzatura fuori, è iniziato a piovere, è vero?